Ben ritrovati, ore 5:29 e 46 secondi, siamo nuovamente in diretta, dunque tante cose ancora da dire, tanti aggiornamenti fino al telegiornale di Treviso delle 19:30 e poi ancora dalle 20 alle 21, come sempre l'ultima parte della nostra edizione straordinaria. Fra pochissimo andremo da Anna Maria Parisi insieme a Paola Barbato che si trova a Mestre, credo. La vedo già, però c'è una novità importante da dire in questo frangente, c'è una nuova ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno, mentre siamo in attesa di capire il decreto, cosa contiene, insomma, il nuovo decreto, soprattutto la famosa scelta tra le aziende essenziali e non essenziali, come sapete da ieri sera l'annuncio della Premier Conte, la chiusura delle aziende non strategiche. C'è una nuova stretta e ve la dico in questo momento, ve la leggo dalla ordinanza stessa. Questa ordinanza dice: allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi con mezzi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Quindi stop totale tra un comune e l'altro, anche tra un comune e l'altro all'interno della stessa provincia, se non per motivi di lavoro, per motivi di salute o di assoluta urgenza. È immediatamente operativo. La disposizione della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020, cioè da oggi, e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Perché è stata fatta questa ordinanza siglata dai ministri Luciana Lamorgese dell'Interno e Roberto Speranza della Salute? La ratio di questa ordinanza è quella di evitare le fughe di persone verso sud dopo l'ulteriore stop delle attività produttive annunciato appunto ieri sera dal Premier Giuseppe Conte. Era stato sollevato questo pericolo dai governatori del Sud, proprio come conseguenza anche della chiusura delle attività produttive, e allora questo è stato disposto oggi. La misura sarà contenuta nel nuovo decreto che andrà domani in Gazzetta Ufficiale e di cui si aspetta insomma il testo. Nel frattempo è entrata in vigore questa ordinanza, quindi il divieto assoluto di spostarsi da un comune all'altro con mezzi pubblici o con i propri mezzi, se non per motivi di lavoro, assoluta urgenza e motivi di salute da un comune all'altro. Questa è la novità di poco fa. Ci sono anche altri aggiornamenti e uno è particolarmente drammatico, perché ci sono 12 persone positive all'interno del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ne ha dato notizia il capo del Dipartimento Angelo Borrelli. Immediatamente dopo aver ricevuto la notizia del primo caso positivo, si legge in una nota, il Dipartimento ha predisposto controlli sul personale considerato tra i contatti stretti del dipendente positivo. Da questo screening risultano purtroppo altri 11 positivi. Il capo del Dipartimento è negativo al tampone. Fra 10 minuti circa ci collegheremo peraltro anche con il responsabile, assessore regionale alla protezione civile del Veneto, Giampaolo Bottacin, per spiegarci anche per bene la distribuzione delle mascherine made in Veneto, quelle prodotte da Grafica Veneta. Altre ne sono arrivate in queste ore. Ma ci colleghiamo allora subito con Anna Maria Parisi, che vedo in uno scenario ormai abituale in questi giorni, uno scenario di vuoto, chiamiamolo così. Sì, uno scenario di assoluto isolamento, appunto è il caso di dire, uno scenario comunque a cui non eravamo abituati fino a domenica scorsa. Siamo infatti in uno dei parchi commerciali più rappresentativi, o tra i più rappresentativi di Mestre, dove possiamo vedere con le immagini di Paola Barbato non c'è nessuna macchina parcheggiata nel grande park, neanche qualcuno che passa, anche se per la verità qualcuno l'abbiamo visto, e passava non lungo questo parcheggio, ma in quello che si trova di fronte a noi, esattamente dalla parte opposta dove siamo noi, dove c'è un altro grandissimo centro commerciale, anche questo preso
quasi d'assalto nei giorni scorsi da tantissima gente a cui le nostre immagini ci hanno abituato purtroppo a vedere tutta questa gente in coda, ma sappiamo anche perché è previsto che si entri con ingressi contingentati. E a proposito di questa nuova normativa che riguarda da oggi tutto il Veneto, ovvero la chiusura di tutti i centri commerciali per quanto attiene ai generi alimentari, c'è anche una novità in arrivo. Se voi ne parliamo, è quella di una app scaricabile per tutti i cellulari, che potrebbe arrivare presto in Veneto dopo essere stata utilizzata in via sperimentale già in Lombardia, e serve a che cosa? A tracciare tutte le persone positive da coronavirus e per questo poste in isolamento domiciliare, chiamiamolo così. Come funziona? Funziona che però perché possa essere operativa è necessaria una cosa: che il governo autorizzi la regione a trattare i cosiddetti dati personali soggetti a privacy, perché qui c'è anche di mezzo la salute. Qui il vento è molto forte ed è un vento anche molto artico, sta spostando tutte le cose. E tornando invece al discorso che stavamo accennando, la app che rileva i positivi da coronavirus e funziona utilizzando le cellule satellitari del GPS. Per ogni persona si incrociano tutta una serie di dati che sono quelli della geolocalizzazione e anche i dati Istat, in base ai quali ogni cellula ne aggancia altre 65, una sessantina tutta attorno a noi in modo circolare. E funziona poi tramite una chat che permette a tutte le persone che sono entrate in contatto con quella risultata positiva in isolamento domiciliare, che invece magari si è anche spostata, di mandare un messaggio attraverso i social network, che possono essere WhatsApp, Instagram, Telegram e via discorrendo, per dire: guarda, attenzione, sei entrato in contatto con questa persona, è opportuno che anche tu possa effettuare questa famosa quarantena. Questo serve a che cosa? Naturalmente a stanare da una parte i cosiddetti furbetti della quarantena, nel caso di dire, dall'altra a limitare e a contenere anche la diffusione del virus e a far sì che finalmente venga rispettata anche l'ordinanza che vieta a tutti di uscire, se non, come accennavi tu, da studio in casi di indifferibile necessità, ovvero salute. Ecco, abbiamo visto c'è anche una macchina della finanza che è appena passata davanti a noi per i controlli, ecco, se per motivi indifferibili. E dunque un'app che potrebbe presto arrivare da noi anche in Veneto, laddove il governo decida di sciogliere questa stretta attualmente in vigore per quanto attiene al trattamento dei cosiddetti dati sensibili. Cioè, ecco la finanza che sta tornando, forse viene anche qui da noi a chiederci cosa stiamo facendo. No, va avanti, ha visto che siamo una troupe televisiva. E quindi siamo in attesa di capire se ci saranno delle novità in tal senso nei prossimi giorni da Roma per quanto attiene a questa famosa app. C'è di mezzo un elemento fondamentale, che è quello appunto del trattamento dei dati sensibili, della privacy, quindi bisognerà capire come può funzionare un sistema del genere, ma è un'ipotesi in ballo, insomma, come dicevi tu. Nel vostro spostamento tra Marghera e Mestre, quelle zone, che hai notato strade vuote, diciamo situazioni particolari? Non particolarmente vuote come ci saremmo aspettate, infatti abbiamo visto diversa gente che circolava addirittura tenendosi per manina, parlo di alcune coppiette di fidanzati apparentemente o anche semplici amici che non si sa per quale motivo camminassero così liberamente e tranquillamente lungo le strade di Mestre e Marghera. Questo episodio in particolare che ho appena riferito si riferisce a via Fratelli Bandiera. Quindi, se sei d'accordo, noi adesso ci sposteremmo e andremo in una delle zone così del passeggio cittadino, proprio in centro storico. Certo, va bene, allora così vedremo un altro spaccato della città, del territorio, della terraferma. Grazie allora, grazie a Anna Maria Parisi.
Questa è la situazione nella zona di Auchan nel giorno in cui appunto c'è stata la chiusura delle attività commerciali. Io vi ricordo quanto vi ho anche detto prima, cioè lo stop totale agli spostamenti dal comune in cui ci si trova, è quello che ha deciso il governo con la nuova ordinanza del Ministero dell'Interno insieme al Ministero della Salute. Perché per scongiurare, diciamo, l'esodo di tutti quei lavoratori che in virtù proprio delle aziende che chiudono da domani tornerebbero ad esempio al sud, quindi per evitare questo c'è lo stop dal comune di residenza, cioè non ci si può spostare se non per motivi di lavoro, per motivi di assoluta urgenza e di salute da comune all'altro. Questa è un'ordinanza immediatamente operativa e da poco pubblicata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno. Facciamo rivedere il cartello con la donazione per la Regione del Veneto, eccoli qui gli estremi per donare quanto potete. Ovviamente è una corsa per la quale il governatore Zaia sta ringraziando da giorni non solo nomi noti un po', ma tutti coloro che stanno partecipando. È una corsa davvero importante per aiutare le ULSS, per aiutare la Regione e la sanità, insomma, veneta in questa difficile situazione. C'è anche da dire ma lo svilupperemo dopo questo discorso, c'è, come sapete, avete stato annunciato la possibilità, insomma, l'avvio della procedura possibile di sperimentazione del farmaco giapponese di cui si sta molto parlando e dibattendo in queste ore. Il Veneto vuole sperimentarlo. Lo ha detto il presidente di AIFA, nonché direttore generale della sanità del Veneto, Domenico Mantoan. Domani mattina la commissione di verifica di AIFA partirà con l'analisi e con la definizione del nuovo trial clinico del farmaco antivirale usato in Giappone. C'è un video virale che sta circolando un po', dopo lo vedremo un pezzo, ne vedremo un estratto, di cui si sta parlando, un video che parla appunto di questo farmaco che avrebbe effetti importanti per i malati di Covid-19. Si sta dibattendo molto, la comunità scientifica stessa, la stessa AIFA è divisa su questo farmaco, per cui la volontà del Veneto di sperimentarlo, insomma, sta trovando comunque delle resistenze all'interno della stessa comunità scientifica. Vedremo, ne parleremo fra poco. Vediamo se l'assessore Giampaolo Bottacin ci risponde adesso via Skype. Ci stiamo per collegare con l'assessore Giampaolo Bottacin. Un altro settore importante di questa emergenza è la questione delle mascherine. Allora vediamo se in questo momento lui ci può dire qualcosa di più anche sull'approvvigionamento di oggi. Lo stiamo cercando. Il dato di oggi, come sapete, ieri 570.000 più o meno non è in questo momento in linea, lo richiamiamo. Vi do il dato di oggi delle mascherine che sono arrivate, eccolo qua. Alle 10 di stamane, con partenza dal centro di stoccaggio della Protezione Civile di Padova, sono partite alla volta dell'amministrazione provinciale venete circa 400.000 mascherine. Ieri erano 570.000, era stato annunciato che ne sarebbero arrivate altre nel corso della giornata di oggi. Domani ne saranno consegnati altri 230.000. Il dettaglio delle consegne: oggi sono arrivate 17.600 mascherine a Belluno, 75.200 a Padova, 19.700 a Rovigo, 71.800 a Treviso, 69.500 a Venezia, 73.800 a Verona e 70.400
e 400 a Vicenza. Allora vediamo se riusciamo a collegarci in questo momento, lo chiamiamo e ci darà il dato e anche le modalità. Le modalità è una domanda che ci state facendo in tantissimi, allora vediamo di avere ulteriori chiarimenti. La vedo, dovrebbe, eccolo qua, perfetto, eccolo qua. Allora, l'assessore regionale della protezione civile Giampaolo Bottacin, buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, domanda clou di queste ore. Le mascherine made in Veneto, di Grafica Veneta, lo ha spiegato nella conferenza stampa, ma per chi si fosse perso il suo intervento le chiedo di spiegarci un po' quante sono arrivate ieri, quante sono arrivate oggi e come sarà la distribuzione. Intanto partiamo dal presupposto che sono un dispositivo che viene regalato dalla Regione a tutti i cittadini del Veneto, perché ne verranno distribuiti 5 milioni, poiché siamo poco meno di 5 milioni, la Regione ne sta producendo attraverso un'azienda, parti di queste sono state regalate proprio dall'azienda, 2 milioni di mascherine. E l'azienda sta producendo anche in questi momenti, è domenica, ma sta lavorando a pieno regime per cercare di ridurre i tempi. Ieri è stata fatta la prima consegna di 550.000 mascherine, oggi altre 400.000 circa sono partite, domani ne partiranno un altro quantitativo, non le so dire di preciso la cifra, perché l'azienda lavora a pieno regime e quello che riesce a portarsi la sera noi la mattina dopo lo spediamo. Come funziona la spedizione e la distribuzione? Esatto. In modo seguente. L'azienda, che è sita in provincia Padova, consegna al magazzino della protezione civile della provincia di Padova le mascherine prodotte nell'arco della giornata. Dopodiché i nostri volontari, che vorrei ricordarlo sono sempre all'opera, hanno già regalato più di 4.200 giornate uomo in questa emergenza alla collettività, sistemano le scatole, preparano i bancali per il giorno dopo e la mattina ci sono 7 furgoni che partono dal magazzino della protezione civile di Padova e vanno nelle 7 province. Qui da qui parte una distribuzione verso tutti i comuni del Veneto e la distribuzione è giornaliera, come avete capito, no? Ogni mattina partono questi furgoni. Dopodiché l'organizzazione della distribuzione puntuale viene gestita direttamente dai sindaci attraverso le associazioni di volontariato, attraverso anche eventuali, come dire, soggetti che si sono messi a disposizione, penso alle farmacie in alcuni casi, ma è stata data massima libertà ai sindaci, perché ogni comune ha delle situazioni diverse. Voi immaginate, il comune di Venezia ha delle esigenze diverse rispetto al comune di Laghi, che ha poco più di 100 abitanti, per cui la situazione è diversificata. In ogni caso vorrei rassicurare tutti che le mascherine prodotte saranno 5 milioni, quindi ce ne sarà una per ogni cittadino. Non potranno ovviamente arrivare subito, perché per farle arrivare subito avremmo dovuto aspettare circa una decina di giorni e quindi abbiamo pensato che fosse meglio distribuirle giorno per giorno. Devo dire che abbiamo la massima collaborazione dei 7 presidenti delle province, con i quali ci incontriamo in videoconferenza naturalmente tutti i pomeriggi, a orario variabile, e affrontiamo le problematiche che emergono non solo per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine, ma anche per quanto riguarda altre tipologie di problematiche che possono accadere sul proprio territorio e che quindi i sindaci segnalano ai presidenti di provincia e i presidenti di provincia segnalano a noi della regione. Quindi diciamo il consiglio poi a tutte le persone che ci stanno chiamando da tutti i comuni, il consiglio è quello di come dire, verificare, immagino, nel sito, nelle pagine Facebook del proprio comune quale sarà la modalità, cioè bisogna fare riferimento ai sindaci del territorio, questo è il concetto. Sì, funziona così. Io faccio presente che ci vuole un minimo di pazienza, perché ripeto, l'azienda io penso ci metterà una decina di giorni a produrre 5 milioni di mascherine, sono tante, e quindi pur viaggiando a pieno regime è evidente che c'è il tempo tecnico della produzione. Vorrei ricordare che l'azienda faceva un altro tipo di mestiere, si è inventata un prodotto nuovo, si è organizzata per cambiare il processo produttivo e quindi non possiamo, e poi ha deciso anche di regalare 2 milioni di mascherine, quindi non possiamo che essere grati a questa azienda, un'azienda veneta tra l'altro, no? Per cui un minimo di pazienza, ma teniamo presente
che, questo lo sottolineo, l'ho detto anche oggi in conferenza stampa, ma approfitto e ripeto, non consente il fatto di avere la mascherina di fare quello che si vuole. È un dispositivo protettivo in più che noi abbiamo ritenuto opportuno regalare ai cittadini del Veneto, e però vigono tutti i decreti e tutte le ordinanze che prevedono che, tra l'altro ne è appena uscita una dal Ministero della Salute, che prevede che ci si possa allontanare solo per 3 motivi: comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e motivi particolari d'urgenza. Per cui l'invito che io continuo a fare ai cittadini è: rimaniamo a casa. Voi date il bollettino anche con tutti i numeri dei ricoveri in terapia intensiva, eccetera. Faccio presente, oggi rispetto a ieri c'era un numero riferito ai ricoverati in terapia intensiva che fortunatamente era cresciuto poco. Però non lasciamoci condizionare da questi segnali che apparentemente come dire, fanno vedere la luce in fondo al tunnel, perché oggi abbiamo invece avuto un dato fino adesso di ulteriori, mi pare, 15 ingressi in terapia intensiva, quindi la situazione è ancora complessa, per cui l'invito è quello ai cittadini: portare pazienza, rimanere a casa, spostarsi il meno possibile, cerchiamo di venirne fuori tutti insieme da questo incubo. Una cosa importante e fondamentale quando parliamo soprattutto anche di questo, ci tengo a ribadirlo perché è importante ribadirlo: attenzione, cioè voglio dire, è questa distribuzione delle mascherine, così come poi più avanti sarà la questione dei tamponi, ma è un altro discorso, lo vedremo domani. La distribuzione delle mascherine è come dire, ad opera della Protezione Civile e degli amministratori, insomma dei comuni. Bisogna fare attenzione a chi può magari spacciare delle mascherine così. Sì, assolutamente. Questo è sempre dietro l'angolo, no? Il rischio, soprattutto quando ci sono le emergenze, c'è qualcuno che si approfitta e che cerca di generare delle truffe a spese del cittadino. Diciamo che i sindaci conoscono il loro territorio, quindi io sento, fra l'altro gli stessi presidenti delle province sono anche sindaco, quindi dal confronto che abbiamo quotidianamente vedo che sono assolutamente sul pezzo, si stanno organizzando, stanno cercando di creare il meno disagio possibile ai propri cittadini, andare incontro il più possibile alle loro esigenze, di stringere i tempi, però ripeto, siamo in un'emergenza che è complessa. Io credo che questa, anzi non credo, sono sicuro che questa fino adesso è la più grande emergenza sicuramente del dopoguerra. Assolutamente sì. La lascio al suo lavoro, ma l'unica cosa, visto che c'è stata la notizia di 12 persone positive nel Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, lei insomma è l'uomo della Protezione Civile in Veneto, cosa si sente di dire a queste persone? Ma guardi, me lo sta dicendo lei adesso, io francamente non lo sapevo, quindi mi dispiace ovviamente, questo sottolinea il fatto che le persone che sono costrette ad operare sono esposte a rischio, penso a tutti i sanitari, penso alle forze dell'ordine, cioè io starei volentieri a casa, adesso sono a casa, però purtroppo devo fare anche dei collegamenti, non è possibile farlo da casa, dall'unità di crisi di Marghera, e quindi devo essere sempre presente là, perché noi facciamo quotidianamente un incontro operativo la mattina con tutte le regioni e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e quindi è evidente che se io, il Presidente Zaia, l'assessore Lanzarin, i dirigenti fanno parte dell'unità di crisi, ognuno si collegasse, e così in tutte le regioni diventerebbe ingestibile una riunione. Quindi siamo costretti a essere là quando ci sono queste riunioni, però tutto il resto lo facciamo noi stessi da casa, proprio perché è fondamentale evitare l'esposizione il più possibile. Benissimo, grazie. Allora, grazie all'assessore regionale della Protezione Civile Giampaolo Bottacin, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Avete capito? Avete capito? Queste sono le modalità di distribuzione. Poi ovviamente comune per comune dovrete ovviamente sentire, informarvi con i vostri sindaci. Ad esempio noi nel telegiornale di Treviso questa sera vi racconteremo proprio collegandoci con il sindaco Conte via Skype quali sono le modalità per Treviso, ad esempio per il capoluogo. Un po' le anticipate ieri, insomma la partenza di domani, ma poi da martedì per il ritiro. Domani invece ci sarà la consegna per i soggetti cosiddetti deboli
ma lo specificheremo dopo. Sta arrivando, proprio in questo istante, stanno arrivando anche i comunicati, le note con le modalità di consegna, ma è chiaro che tutto questo diciamo varia da comune a comune, proprio perché, come diceva l'assessore Bottacin, sono diverse anche le dimensioni dei comuni e le forze in campo. Allora, fra pochissimo ci collegheremo, faremo un altro collegamento molto interessante invece sul fronte degli veneti all'estero, perché ci collegheremo con un maître, un professionista che lavora all'estero ma si trova in una situazione davvero inquietante, molto lontano dall'Italia e vorrebbe rientrare, un lavoratore padovano, ma ci collegheremo fra pochissimo. Nel frattempo c'è un altro fronte che è quello che riguarda le poste, e le poste sono gli uffici che ovviamente non chiudono, non possono chiudere, non chiuderanno, ma evidentemente le modalità stanno cambiando in queste giornate. Ieri sera avevamo in collegamento con noi via Skype, nella nostra edizione straordinaria, nella parte finale tra le 20 e le 21, Paolino Barbiero, segretario dello SPI-CGIL di Treviso, quindi del sindacato pensionati. Allora Barbiero ci ha fatto un po' il punto della situazione proprio anche sulla questione delle poste. Allora vediamo proprio questo particolare frammento sulla questione poste. Tra l'altro è uscito un video delle poste che invito tutti a guardare perché è molto preciso. La novità è questa: in provincia di Treviso ci sono circa 250.000 pensionati, un quinto di questi, stimiamo quindi 50.000, hanno il conto corrente alle poste. Solo metà di questi si sono fatti anche il posta MAT e quindi possono prendere i soldi e prelevarli senza fare le code. L'altro invece, gli altri circa 25.000, sono tutti che i primi 2 giorni si accaricano alle poste per prendersi i soldi liquidi. Quindi, sollecitato anche dalle nostre strutture nazionali, l'INPS ha sostanzialmente dilazionato i pagamenti per quelle persone che devono andare in posta. Si parte dal 26 marzo in base alle lettere alfabetiche e poi si va fino ai primi giorni di aprile, questo per i prossimi 3 mesi. È una misura importante. Aggiungo anche che molto spesso che vanno a ritirare quei soldi non sono gli anziani novantenni, sono i figli, e quindi bisognerebbe che in questo periodo si provasse anche a fare il bancomat a queste persone. Sappiamo che c'è il problema appunto dei conti correnti, della liquidità e tutto quello che ci va dietro, ma purtroppo in questa situazione si vede come se queste persone avessero avuto il bancomat il problema non ci sarebbe stato. Quindi invitiamo tutti a seguire queste procedure. Poi l'altro problema è che specialmente i più anziani che si recano alle poste bisogna stare attenti che non ci siano dei truffatori, perché abbiamo visto che in queste situazioni si innescano purtroppo anche queste persone che dovrebbero vergognarsi, ma che però usano tutto magari per racimolare qualche soldo a scapito dei soggetti più deboli. Aggiungo anche, per dare un'informazione importante per gli anziani non solo, che al 31 di marzo scadeva la norma per i certificati per l'esenzione del ticket. Noi avevamo chiesto alla Regione di spostare la data, la Regione proprio l'altro ieri ha emesso un dispositivo dove sostanzialmente per l'anno 2020 fino a marzo 2021 non serve più rinnovare i certificati, quindi si usa lo stesso criterio dell'anno scorso per gli esenti per reddito, mentre invece devono rinnovarli solo quelli che erano esentati per disoccupazione, anche perché può darsi che qualcuno abbia trovato lavoro. Questa è un'ulteriore misura che evita alle persone di girare a vuoto per niente. E sono misure importanti, sono misure che bisogna ripetere 100 volte. Io vi ringrazio per il lavoro che state facendo, perché nonostante lo si dica c'è sempre qualcuno che non lo capisce o non lo vuole capire. Oggi è importante di prestare attenzione e seguire le informazioni che vengono date dai canali ufficiali come il vostro.
Così Barbiero, CGIL, adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e torniamo subito. Di nuovo in diretta, continuano anche le difficoltà di gestione dell'emergenza coronavirus anche per i comuni, soprattutto se poi si riscontrano all'interno delle stesse amministrazioni dei casi positivi, come è accaduto e l'ha annunciato poche ore fa su Facebook lo stesso sindaco di Preganziola. È successo al comune di Preganziola, alcuni dipendenti positivi e quindi il comune per almeno 2 giorni resta chiuso. Sentite. Sono 3 i casi perché questa mattina ne è emerso uno nuovo a seguito di un ulteriore tampone effettuato e sono 3 casi fortunatamente di persone che non sono in gravi condizioni di salute, anzi sembra che la situazione sia tutto sommato positiva e anche qui fortunatamente di persone che sono già a casa per la malattia da 8, 9 o 13 giorni. La conferma arriva direttamente dal sindaco di Preganziol che in accordo con l'US2 ha deciso di chiudere per 2 giorni la sede centrale del municipio in piazza Gabbin, lunedì e martedì, quindi per consentire la sanificazione dei locali. Le attività fondamentali saranno comunque garantite da remoto. Tornando alla questione sanitaria, i 3 dipendenti si trovavano a casa per quella che sembrava una banale influenza. A prescindere dai piccoli diversi sintomi, erano tutte situazioni che venivano normalmente ricondotte all'interno di una influenza. Dei 3 soltanto uno, conferma il primo cittadino, aveva un'attività moderata di contatto con il pubblico. Sono passati tanti giorni e fortunatamente non è uno di quegli sportelli dove vi è solitamente la presenza massiccia di persone. Poi bisogna anche considerare che da quando è scattata l'emergenza le presenze dei cittadini in comune si sono ridotte, oso dire, dell'85-90% rispetto a quella che era l'affluenza normale. Le prossime ore comunque saranno cruciali per capire se la situazione possa o meno definirsi sotto controllo. Valuteremo con l'US di fare un po' una campagna di tamponi non solo per gli amministratori ma anzitutto per tanti altri dipendenti che erano ancora più a stretto contatto di noi con questi soggetti. E quindi valuteremo appunto anche sulla base delle indicazioni dell'ULS quali saranno tutti coloro che dovranno sottoporsi al tampone per avere un monitoraggio completo della situazione. Così è Preganziol, siamo collegati via Skype con Matteo Biolzi. Buongiorno. Buongiorno per noi, buonasera per voi. Esatto. Da voi che ore sono? Adesso è l'1:15 del pomeriggio. Perché? Perché ci può spiegare da dove sta chiamando? Sì, allora ci troviamo a San Parte, nelle piccole Ante francesi. Siamo un gruppo di 35 italiani che lavoravamo per un albergo e nel giro di meno di una settimana ci siamo trovati senza lavoro, con l'albergo chiuso e stiamo cercando di Aspetti un attimo che c'è assistenza, di aiuto. C'è qualche problema di linea, non so se si deve spostare o no, beh, comunque se si può ripeterci, eccoci qui. Allora, lei Sì, chiama da Saint Barth. Dall'isola di Saint Barth, sì, nelle piccole Antille francesi. Sì. E siamo un gruppo di più o meno 35-40 anni che lavoriamo per un albergo qui sull'isola, che dopo le norme per questo territorio francese emanate dal governo francese ci siamo trovati con l'albergo chiuso e a dover rientrare in Italia. Voi avete 3 casi positivi? Noi abbiamo 3 casi positivi che sono stati fermati e messi in isolamento, non su quest'isola, perché in quest'isola realmente non esiste un ospedale. C'è soltanto una piccola clinica per qualche emergenza che può andare da un piccolo taglio, ma non è predisposto, non sono preparati. Cioè sostanzialmente voi siete in un'isola che non ha di fatto un ospedale e non potete spostarvi da lì? No, noi stiamo chiedendo alla Farnesina per impatto in Italia e la Farnesina non riusciamo a ricevere nessun tipo di informazione. Abbiamo chiamato, mandato email, chiesto a varie persone di poterci aiutare, ma in questo momento non abbiamo avuto risposta da nessuno. Solo in mattinata ci è arrivata via WhatsApp un'immagine di un volo in partenza fra qualche giorno da Guadalupe, che è un'isola qua vicino,
ha dei costi realmente per noi che siamo qua per lavorare, ma anche per una persona normale, realmente improponibili, perché stiamo parlando di 1.500 euro, 3.000 euro a persona. Da quanto è che vi trovate nell'isola? Noi siamo qui da ottobre, saremmo dovuti rimanere qui fino ad agosto col termine della stagione, ma con tutto col problema del coronavirus, nel giro di una settimana, da sabato scorso ad oggi, ci siamo trovati con l'albergo chiuso e col bisogno di rientrare a casa. Ecco, quando cominciavano ad arrivare, diciamo, le prime situazioni, diciamo, di emergenza un po' da tutto il mondo, voi cosa pensavate? Pensavate di essere forse fuori dall'emergenza o cominciavate già a inquietarvi? No, all'inizio pensavamo di non essere nel centro dell'emergenza, poi abbiamo visto che mano a mano il lavoro è andato scemando, essendo anche alta stagione, quindi abbiamo iniziato un attimo a riflettere sul da farsi. Ci hanno sempre detto tranquilli che non sarebbe successo niente, comunque la situazione sembrava ancora abbastanza sotto controllo. Dopo, nel giro di una settimana, anche in Francia è successo quello che è successo e ci siamo trovati, dopo che gli Stati Uniti hanno tutti i voli dall'Europa non si poteva più volare, ci siamo trovati completamente senza clienti e dover chiudere. Cosa chiedete allora voi? Perché la risposta, insomma, dalla Farnesina per adesso non c'è, ma cosa chiedete? Noi chiediamo alla Farnesina di spiegarci come poter rientrare in Italia e soprattutto, se dovesse essere un costo, anche un costo abbastanza fattibile, perché non tutti qua hanno la possibilità di spendere certe cifre per poter tornare a casa. Io per i ragazzi che lavorano qui, quello che chiediamo è che la Farnesina ci dia segnale. Noi tutti i messaggi, tutte le email, tutto quello che abbiamo mandato, non abbiamo ricevuto nessun tipo di segnale, tranne una chiamata dall'ambasciata italiana a Parigi dove praticamente ci diceva: trovate voi la soluzione per rientrare. Trovate voi la soluzione per entrare, questa è la risposta. Questo è il sunto del discorso fatto con un funzionario dell'ambasciata parigina. Mi sembra non corretto. Noi non stiamo soltanto chiedendo di poter tornare a casa. Pensi 35 famiglie in Italia che hanno in una situazione che sono loro e che siamo noi. 35 famiglie, 35 persone. Sì, c'è 35-40 persone solo dell'albergo, più altri italiani che stanno cercando di contattare per vedere se anche loro hanno bisogno di rimpatriare. Perché poi il pericolo qual è? Che se, avendo dei casi positivi, se si dovesse diffondere un'epidemia lì, senza un ospedale è un disastro assoluto. È un disastro, c'è a Guadalupe, comunque a 20 minuti, mezz'ora di volo da qui, non si sa in che condizioni, oppure addirittura direttamente in Francia. Se scoppia anche qui arriva il coronavirus e scoppia in maniera abbastanza importante, dopo c'è il problema, non sappiamo a cosa andiamo incontro. Quindi la nostra preoccupazione soprattutto è questa. Già ci sono tutte le norme per non poter uscire, solo per andare al supermercato come in Italia, però ricordiamoci, siamo su un'isola veramente piccola. Lei ha lavorato per tanti anni un po' in tutto il mondo, come commenta questa situazione davvero incredibile che ormai è davvero mondiale? Guardi, difficile da commentare perché nessuno, penso, al mondo avrebbe mai pensato a una cosa del genere. Io l'unica cosa che posso dire è che forse sia un po' troppo sottovalutata da parte di tutti quanti. Io ho visto tuttora, anche qui, essendo territorio francese, fino all'altro giorno continuava ad arrivare gente nell'isola, dall'estero, quindi vuol dire che tutti hanno preso un po' troppo sotto gamba la situazione e non hanno capito realmente la pericolosità di questo virus e per questo ci troviamo in questo momento qui. Altri paesi dove sono stato si sono, tra virgolette, svegliati prima e hanno chiuso le frontiere, hanno bloccato tutto anche anticipatamente. Cosa si sente di dire alle persone, insomma, ai vostri cari che si trovano qui in Italia, se volete dare un saluto o qualcosa? Un saluto glielo mando penso da parte di tutti i ragazzi che adesso sono tutti comunque fermi in quarantena e che noi stiamo bene per il momento, casi non ce ne sono, stiamo cercando di adottare tutte le precauzioni che ci sono state richieste e che speriamo presto di riabbracciarli, speriamo presto di poter tornare in Italia almeno per essere tutti più tranquilli e più sicuri. Bene, grazie allora, e noi cercheremo di fare, insomma, di fare il possibile per diffondere questo vostro appello, chissà che grazie. Almeno la Farnesina, insomma, ci dà delle risposte più concrete. Perfetto, la ringrazio a lei e buona serata. Grazie davvero a Matteo Biolzi, grazie.
C'è anche questo, ci sono anche queste storie, queste vicende di veneti che si trovano appunto all'estero, l'abbiamo raccontato in questi giorni. Questa in particolare è davvero, davvero inquietante, perché parliamo di un'isola in mezzo all'oceano, quindi insomma c'è una situazione molto critica, soprattutto se poi le risposte, abbiamo sentito dall'ambasciata francese, sono così diciamo aleatorie. Fra poco dovremmo avere anche il nostro consueto bollettino regionale dell'azienda Zero sui casi in Veneto. Sta arrivando in queste ore, stanno arrivando i dati nazionali. Ci colleghiamo con Anna Maria Parisi, che mi dice essere pronta per un collegamento fra pochissimo e si trova, credo, a Venezia insieme a Paola Barbato. Forse c'è, fatemi sapere se c'è. Non c'è ancora, va bene, allora ci colleghiamo fra pochissimi secondi, fra pochissimi minuti, diciamo così. Il dato nazionale in questo momento parla di 46.638 malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.957, ieri l'incremento era stato di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto i 59.138, è il dato di Angelo Borrelli poco fa, il capo della Protezione Civile nazionale. Sono 3.009 i malati ricoverati in terapia intensiva in Italia, 142 in più rispetto a ieri. Di questi 1.142 sono in Lombardia. Dei 46.638 malati complessivi, 19.846 sono poi ricoverati con sintomi e 23.783 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono tutti dati appunto nazionali di poco fa. Le vittime, il dato di oggi delle vittime 651, il dato odierno in più. In totale sono 5.476 vittime in Italia. Il dato ovviamente più forte resta quello della Lombardia. In attesa di ricollegarci allora con Anna Maria Parisi, c'è un'altra storia interessante di cui vi vogliamo parlare, che riguarda il bellunese. Non so se c'è già quella intervista telefonica a Don Alessio Strapazzone, attuale parroco di Castellavazzo, che domani prenderà servizio come infermiere nel reparto di pneumologia dell'ospedale di Belluno, divenuto area, come sapete, Covid-19. Un gesto generoso e coraggioso, quello di Don Alessio, 37 anni, molto giovane, che era già infermiere prima di essere nominato diacono e subito dopo sacerdote nel 2012. Allora ce l'avremo fra pochissimo avremo questo. È importante perché racconta di quella mossa, di quella corsa solidale e anche di quel ritorno, i medici che stanno rispondendo volontariamente anche per aiutare negli ospedali. Qui si tratta di un parroco che era già infermiere, in questo caso un infermiere, e che prenderà servizio domani nel reparto di pneumologia dell'ospedale di Belluno, il parroco di Castellavazzo. Allora, fra pochissimo dovremmo avere il dato del decreto. Attenzione, c'è una novità, adesso ve la dico subito. Ringrazio anche Tiziana Bolognani che mi ha girato subito questa novità. Adesso ve lo dico subito, perché a quanto pare in una lettera, dunque, può essere che il decreto del governo slitti nei prossimi giorni e che quindi non venga pubblicato nelle prossime ore. Allora, fra poco vi dirò se c'è questa conferma.
se c'è questa conferma, che sarebbe importante. Allora sentiamo l'intervista telefonica a Don Alessio Strapazzon, attuale parroco di Castellavazzo, appunto, che domani presterà servizio, da domani presterà servizio come infermiere all'ospedale di Belluno. L'ha raggiunto al telefono Tiziana Bolognani. Don Alessio, lei da domani ha deciso di, con un gesto di estrema generosità, di estrema solidarietà, di mettersi a servizio. Lei lo è già a servizio della Chiesa e della sua comunità di Castellavazzo, ma da domani lei ha deciso di svolgere un nuovo servizio. Ci vuole spiegare quale? Sì, io ho deciso di rimettermi un po' in gioco con la professione che avevo prima di diventare sacerdote, che è quella dell'infermiere, e molto semplicemente, sapendo che c'è bisogno, c'è necessità, ho dato la disponibilità a poter aiutare in quello che è necessario fare, e quindi l'ospedale di Belluno ha accolto questa disponibilità, e quindi mi rendo disponibile per quello che c'è da fare, insomma, per il servizio infermieristico che posso dare. Lei andrà a prestare servizio nel nuovo reparto Covid-19. Sì, questo è vero, sì. E poi c'è anche stavo pensando questi giorni che l'idea di essere infermiere, di poter aiutare in qualche modo e pensare a tutti i colleghi che in questo momento stanno lavorando tanto e stanno dando tutto quello che hanno, in un certo modo non mi concedeva di stare a casa, perché nel cuore io avevo bisogno di dare la mia disponibilità, di aiutarli, perché si è un po' tutti una grande famiglia, credo. Immaginiamo che lei, quando ha dato la notizia, ha comunicato la sua volontà anche al Vescovo, il Vescovo abbia apprezzato questo suo slancio. Sì, sicuramente lui è rimasto contento di questo, ha detto di stare attento, naturalmente come può fare un padre, ha detto di stare attento e di andare e di fare quello che mi viene chiesto di fare, insomma. Posso chiederle se ha paura? Ma sa, un po' di timore c'è sempre, però io credo che l'essere insieme come infermieri, l'aiutarsi, il sostenersi a vicenda, il camminare insieme, credo sia la cosa che dà più coraggio nell'affrontare questo momento di difficoltà, che è un momento di difficoltà per tutti. Un gesto davvero importante, quello del parroco di Castellavazzo. Allora vi leggo questa cosa. C'è arrivata una lettera del presidente di Confindustria Nazionale, Vincenzo Boccia, di 2 pagine, direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In questa lettera il presidente di Confindustria chiede al Premier di tenere conto di alcuni punti molto importanti nella stesura del DPCM, il nuovo decreto che di fatto sancisce, l'hanno chiamata la serrata d'Italia, quello annunciato ieri sera, cioè la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali fino al 3 aprile. Ecco perché, scrive Repubblica, ci sono alcune indiscrezioni giornalistiche, ecco perché Palazzo Chigi sarebbe pronto a far slittare tutto a mercoledì per recepire le indicazioni delle imprese. Sostanzialmente la richiesta di Confindustria è al governo di scegliere bene cosa fermare, cosa non fermare, perché appunto c'è il rischio di interrompere delle forniture imprescindibili alle attività essenziali. Ci sono delle filiere che si possono interrompere se si bloccano alcune attività. Lo aveva già accennato in certo senso anche il governatore Zaia questa mattina. Dunque ci sono delle richieste pervenute dai industriali al presidente Conte, e quindi anche per questo sta ritardando, crediamo, la pubblicazione del decreto. Esiste, una bozza con una 70ina di attività definite appunto essenziali, che dunque non possono
che non possono chiudere, però non c'è sono variazioni, quelle che vedete, che state magari vedendo anche nei siti in queste ore, sono una bozza, sono ipotesi che quindi non hanno nessun valore se non c'è una firma, se non c'è una pubblicazione, perché potrebbero cambiare, potrebbero essere rimodulate. I punti della lettera di Confindustria: si chiede una disposizione di carattere generale che consenta la prosecuzione di attività non espressamente incluse nella lista e che siano però funzionali alla continuità di quelle ritenute essenziali. Questo è il concetto. Si chiede poi una norma che consenta la prosecuzione di quelle attività che non possono essere interrotte per ragione tecnica, ad esempio riguardanti gli impianti a ciclo continuo e a rischio incidente. Il rischio è un pregiudizio alla funzionalità degli impianti, cioè chiudere ora e non riaprire più. Si chiede anche la continuità delle attività strategiche per la produzione nazionale, strategiche e quindi non solo essenziali. Si suggerisce nella lettera di boccia al Governo di concedere alle imprese di autocertificare l'esigenza di prosecuzione da parte di quelle attività che non possono essere interrotte. Si chiede di far salva tutta la manutenzione finalizzata a mantenere in efficienza macchinari e impianti, in modo da non pregiudicare le capacità degli stessi di poter essere poi riattivati alla ripresa dell'attività. Certi impianti che dunque potrebbero non riuscire a riattivarsi se non c'è una vigilanza costante. Si chiede di garantire i tempi tecnici necessari dell'entrata in vigore del provvedimento, a concludere le lavorazioni in corso, ricevere materiali già in viaggio, consegnare quanto già prodotto e destinato ai clienti. Insomma, gli industriali stanno dicendo, hanno scritto con questa lettera a Conte dicendo: è troppo poco il tempo che viene concesso se parte tutto da domani. C'è bisogno di tempo per un tempo tecnico, per esempio se ci sono lavorazioni in corso, se devono essere chiuse, se ci sono materiali che stanno arrivando e che quindi si bloccherebbero, e si chiede un dettaglio, un'autocertificazione, si chiede di definire bene quali sono le attività strategiche, quali le attività essenziali, quali le chiusure impossibili, insomma una maggiore chiarezza. E di questo indubbiamente il Governo dovrà tenere conto, e quindi anche per questo il decreto non è ancora pubblicato, potrebbe non essere pubblicato a breve. Questa è la richiesta degli imprenditori, degli industriali, da parte del Presidente nazionale degli industriali Vincenzo Boccia. A proposito di imprenditori, prima abbiamo sentito Matteo Biolzi e la drammatica storia di chi sta lavorando in quell'isola delle Antille francesi e che vorrebbe rientrare. Abbiamo avuto un collegamento con l'estero anche questa mattina, quando abbiamo parlato invece con un imprenditore di Romano Dezzelino che invece vive e lavora a Shanghai, dove l'emergenza è arrivata prima di noi e è stata affrontata subito con una chiusura molto rigida, e dove si sta vedendo, dice lui, una luce in fondo al tunnel. Allora rivediamo il momento in cui abbiamo parlato con questo imprenditore di Romano Dezzelino che si trova a Shanghai. Quoto esattamente quello che ha fatto il governo finalmente in questo weekend. Ho avuto modo di ascoltare anche la conferenza stampa del governatore Zaia e confermo al 100% esattamente quello che ha detto, e le tempistiche che ha appena dato sono esattamente le tempistiche che abbiamo vissuto da fine gennaio fino ad oggi in Cina. Quindi come anche tempistiche di uscita dall'emergenza? Sì, tenuto conto, partendo però oggi in Italia da zero, cioè a un mese e mezzo, 2, rispetto a quello che invece già l'Italia ha purtroppo vissuto negli ultimi 2 mesi. Perché il 22 di gennaio la Cina ha decretato lo stato di emergenza, ricordo che il 24 era Capodanno cinese ed è il momento dell'anno in cui c'è il maggior numero di movimenti umani nel mondo, e loro hanno in un giorno, 2 giorni, chiuso tutto, cioè erano aperti solo ristoranti, farmacie, hanno bloccato voli aerei, treni, autostrade, chiunque si trovava in una città era fermo per 1 mese e mezzo. Come ha risposto la gente in quei giorni? Ma allora, il popolo cinese sicuramente è abituato a
come dire, seguire rigorosamente quello che il governo dice, ma devo dire che tutti sono stati assolutamente rigorosi. Devo anche dire che qui c'è un controllo sulla persona sicuramente più importante rispetto all'Italia o ai paesi occidentali. Cosa fanno? Prego? Come viene attuato questo controllo? A ogni palazzo, ogni gruppo di palazzi, noi li chiamiamo compound, erano rigorosamente controllati da personale, i portinai o personale del governo. Chiunque entrava e usciva veniva controllato, monitorato, veniva controllata la temperatura del corpo, o chiunque era obbligato a avere una mascherina, e nessuno che non facesse parte di quel palazzo poteva entrare e uscire. E per una settimana o 15 giorni, a seconda delle zone, non si poteva uscire di casa se non una sola persona per fare la spesa. Quando è scoppiata l'emergenza lì a Shanghai? Ma allora, in Cina in generale è scoppiata ufficialmente il 22 di gennaio, e dal 24 al 30 era Capodanno cinese, ripeto, è il periodo in cui c'è il massimo movimento di persone, e invece è stato il periodo in cui c'è stata il movimento zero delle persone. Io in quel momento ero in Italia, dovevo rientrare il 30 di gennaio, poi ho posticipato al 7 di febbraio, e per chi conosce Shanghai vi assicuro che abbiamo visto una situazione assolutamente mai vista prima, il deserto, quello che in questo momento vediamo dai TG in Italia, cioè nessun movimento di persone. Questa è stata la ricetta fin da subito del governo cinese. Secondo lei avrebbe dovuto essere la ricetta fin da subito anche qui? Beh, evidentemente, come dire, i dati e i fatti dicono assolutamente così. Purtroppo la sensazione che abbiamo avuto a malincuore è che in questo ultimo mese e mezzo, ci sia stata una sorta di agonia perpetrata nel tempo, che non ha permesso invece di sanare questa cosa. Qui ci sono 1,5 miliardi di persone, a Shanghai ce ne sono 23 milioni. Oggi non siamo fuori perché ancora abbiamo l'obbligo di usare la mascherina, ancora in qualsiasi locale veniamo controllati nella temperatura corporea, dobbiamo segnalare la nostra presenza con numero di telefono, però vediamo la luce in fondo al tunnel. Quindi insomma io sono ottimista per l'Italia. Secondo me, se da oggi questa sarà, come dire, la condizione rigorosa, i tempi del governatore Zaia indicati prima potrebbero essere compatibili. Senta, qual è stata la risposta a livello imprenditoriale alla chiusura? Perché qui si sta dibattendo, si è dibattuto fino a ieri, insomma, no? Non si può chiudere tutto, eccetera. Lì com'è stata la risposta? Insomma, tutti sanno che in Cina il sistema è diverso, certo. Di conseguenza l'opinione pubblica non ha la possibilità di esprimere esattamente tutto quello che possono o vorrebbero dire. Però devo dire che, ripeto, come prima, il comportamento di tutti è stato assolutamente rigoroso. Io ho visto molta serenità, molta pazienza da parte degli interlocutori. Siamo qui noi da 1 mese e mezzo, io e mia moglie, però abbiamo visto dall'altra parte anche il desiderio e la voglia di tornare alla normalità quanto prima. Chiaro che qui l'impatto anche imprenditoriale è stato totale, perché chiaramente tutti hanno chiuso, però c'è questo desiderio di tornare alla normalità. Io sono convinto che quando ripartirà davvero ci sarà un'esplosione, che secondo me sarà esattamente quella che ci sarà in Italia, speriamo bene, fra un paio di mesi. Ma quindi sostanzialmente adesso la vita quotidiana com'è? Scandita sempre comunque da certi ritmi, com'è? Allora, finalmente ormai tutto ha riaperto. Però c'è ancora un controllo ferreo sui movimenti. Tutti comunque portiamo ancora la mascherina, in qualsiasi locale andiamo, non appena entriamo veniamo appunto monitorati con la temperatura corporea, dobbiamo segnare il nostro nome, il nostro numero di telefono, perché qualsiasi cosa potesse succedere loro possono risalire subito a chi era in quel locale in quel momento. Però diciamo che siamo ancora legati al territorio, cioè noi non possiamo volare in qualche altra parte della Cina e a maggior ragione dell'Asia, oppure lo possiamo fare ma subiamo quarantena ferrea, che è la stessa che chiunque adesso da fuori torni in Cina, italiani compresi, devono fare. Per cui si arriva, dall'aeroporto si viene prelevati e vengono portati in un albergo del governo e si rimane lì per 14 giorni
in una stanza isolata, anche se il proprio familiare è in un'altra stanza. Questo ovviamente se si esce diciamo, dal territorio. Ecco, però lei diceva, quindi sono aperti i cinema, i ristoranti e così, però è tutti con le mascherine? Assolutamente sì, diciamo che i luoghi pubblici ancora, quindi cinema, teatri, quelli di grande aggregazione sono ancora chiusi, ma bar, ristoranti, luoghi all'aperto sono assolutamente tutti. Mantenendo sempre il droplet anche da voi, mantenendo la distanza di sicurezza o solo con la mascherina? No, c'è comunque il rispetto della distanza di sicurezza, diciamo che la mascherina aiuta tantissimo perché dovendola portare tutti sicuramente insomma c'è un po' più di serenità, di affidabilità rispetto alla cosa. Si è parlato anche molto per esempio su questo fronte del controllo e delle sanzioni, come sono lì in Cina? Di questa cosa noi non sappiamo. Io so di per certo per esempio che sappiamo di un paio di stranieri che hanno violato la quarantena e sono stati espulsi a vita. Non abbiamo idea di quello che possa succedere ovviamente ad un cinese, ma sicuramente le sanzioni sono durissime. Qui il carcere è reale per qualsiasi cosa. Dico una cosa diversa, ma giusto per far capire. Se uno viene pizzicato con un tasso alcolemico superiore allo 0 va in galera, davvero, guidando ovviamente. Quindi posso immaginare che per un cinese la stessa condizione sia simile. Per gli stranieri significa blacklist per sempre. Le faccio l'ultima domanda, che messaggio dà allora agli italiani che la stanno vedendo, ai veneti che la stanno vedendo? Portate ancora un po' di pazienza, fossero 15 giorni, fosse un mese, ma cosa sono 15 giorni, che cos'è un mese rispetto a tutta la vita? E se questo salva la vita a noi stessi e agli altri, ripartiremo tutti meglio di prima e avremo comunque una lezione dentro di noi che ce la porteremo per tutta la vita. Quindi abbiate pazienza perché la cosa si risolve. Il messaggio da Shanghai, pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, le notizie si susseguono con meno di ora in ora, ma di minuto in minuto quasi, perché oltre all'attesa per il bollettino diciamo regionale, abbiamo visto e parlato di quello nazionale con i contagiati e le vittime, si sussegue l'attesa anche per il decreto che potrebbe addirittura slittare addirittura a mercoledì la richiesta degli industriali di Confindustria Nazionale di Vincenzo Boccia è quello di pensare bene a cosa fermare, a cosa non fermare. Ci sono richieste avanzate, il governo sta prendendo tempo proprio su questo e quindi bisogna capire se verrà pubblicato nelle prossime ore, se slitterà o se slitterà ancora. Questo chiaramente non aiuta a chiarire, non aiuta a far capire le cose ai cittadini. Peraltro invece attiva già l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno pubblicata poco fa che impone il divieto assoluto di spostarsi o con mezzi pubblici o con la propria auto, con i propri mezzi, dal comune diverso dal quale si risiede, tranne che per motivi di lavoro, per esigenze sanitarie e per urgenze. Al di fuori di queste motivazioni non ci si può spostare dal comune di residenza in un altro comune, quindi anche all'interno della stessa provincia. Questo è stato deciso proprio in conseguenza del pericolo reale e c'era già in atto questa sorta di esodo che molti lavoratori che provengono dal sud con la chiusura delle aziende erano intenzionati a tornare diciamo al sud nel periodo appunto di blocco delle aziende. Se adesso però il decreto slitterà questo obbligo diventa di fatto inutile. Insomma, avete capito bene, la situazione è molto molto caotica, ma ce ne stiamo accorgendo da settimane ed è difficile ovviamente anche chiarire a voi telespettatori chiarire diciamo quali sono i termini, perché non è chiaro dalla base, diciamo da chi dovrebbe rendere chiaro anche ai giornalisti come spiegare le cose. Allora,
Sicuramente c'è una chiarezza ed è quella delle mascherine che sono arrivate, quelle di Grafica Veneta. Abbiamo parlato con l'assessore regionale della protezione civile Bottacin poco fa su Skype. Abbiamo il video con il quale parliamo di Treviso. Mario Conte, il sindaco di Treviso, spiega la distribuzione delle mascherine nella città di Treviso. Chiaramente le distribuzioni sono diverse da città a città. Allora vediamo questo video, poi noi avremo Mario Conte ospite via Skype nel telegiornale di Treviso delle 19:30, ma vediamo questa anticipazione di un video pubblicato su Facebook poco fa. Buonasera a tutti, siamo arrivati al momento della consegna delle mascherine che comincerà domani. Domani porteremo queste mascherine alle fasce deboli della nostra popolazione, quindi persone anziane, persone con disabilità o nuclei familiari con persone con disabilità a carico. Daremo la precedenza prima a loro. Faccio una piccola premessa: la consegna di questa mascherina è un qualcosa in più che la nostra regione ci offre. Il governatore Zaia insieme a Franceschi hanno concordato la consegna di un numero definito di mascherine che ci consentirà quindi di consegnare una mascherina per nucleo familiare. A cosa serve la mascherina? Serve per quei movimenti che sono strettamente necessari, andare a fare la spesa o andare dal medico. Non dobbiamo pensare che con la mascherina poi si possa andare in giro per la città oppure la si consideri un gadget della regione. No, oggi stiamo vivendo un'emergenza sanitaria e questa mascherina ha il compito specifico di proteggerci nel momento in cui usciamo di casa soltanto per necessità essenziali, quindi fare la spesa piuttosto che andare dal medico. Cominceremo, come dicevamo, dalle fasce deboli, verranno consegnate a casa da parte degli operatori della nostra protezione civile, mentre da martedì cominceremo la distribuzione a tutta la cittadinanza. Si partirà martedì mattina e mercoledì mattina dalle 9 alle 12 in centro storico. 4 sono le postazioni che sono state allestite dalla nostra protezione civile, una in piazzale Burchiellati davanti alla farmacia, una in piazza Santa Maria Maggiore sempre davanti alla farmacia, piazza Duomo sempre davanti alla farmacia, mentre in piazza Vittoria ci troverete vicino alle poste centrali. Quindi diciamo 4 postazioni per servire coloro che sono residenti in centro storico. Abbiamo fatto un calcolo che tutte e 4 le postazioni consentono a tutti di rimanere all'interno del raggio dei 200 metri previsti dal decreto ministeriale. Quindi mi raccomando, non ammassatevi tutti quanti martedì alle 9, cercate di andare in modo distribuito nelle 2 giornate di martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 nelle 4 postazioni che poi troverete scritte anche nel testo del post. Martedì pomeriggio dalle 14 alle 20 invece comincerà la distribuzione nei quartieri. Le postazioni nei quartieri sono 11, praticamente una postazione per quartiere. Seguiremo questi scaglioni, dalla lettera A alla lettera G dei cognomi le potrete ritirare dalle 14 alle 16, dalla lettera H alla lettera P dalle 16 alle 18, mentre dalla lettera Q alla lettera Z dalle 18 alle 20. Anche in questo caso martedì e mercoledì dalle 14 alle 20. Attenzione che nei quartieri, a differenza del centro storico, dovete ritirare la mascherina stando seduti all'interno dell'abitacolo della vostra autovettura. Quindi un componente per ogni nucleo familiare passerà nella postazione più vicina alla propria abitazione e di riferimento nel quartiere, non scenderà dalla macchina e ritirerà la propria mascherina. La polizia locale registrerà la targa in modo da assicurarci che ogni nucleo familiare arrivi in possesso della propria mascherina. Per chi dovesse avere delle difficoltà di spostarsi o non ha l'autovettura, abbiamo attivato questo numero di assistenza. Voi potete chiamare o mandare un messaggio, risponderà un operatore della protezione civile e prenotate la consegna della mascherina a domicilio. Ci tengo a specificare che le mascherine che vengono consegnate a domicilio vengono consegnate esclusivamente da personale della protezione civile e sono a titolo gratuito. Nessuno è autorizzato ad entrare nelle abitazioni dei cittadini e nessuno è autorizzato a chiedere né offerte né compensi per la consegna delle mascherine. Ci tengo a sottolinearlo. Mascherine offerte dalla Regione Veneto e a titolo gratuito per i cittadini. Questa sarà la mappa che troverete nella mia pagina
Facebook, nel sito del comune, nella pagina Facebook della Protezione Civile e del Comune di Treviso, troverete le postazioni puntuali quartiere per quartiere, e in più troverete, come ho già spiegato prima, le postazioni in centro storico. Mi raccomando, so che qui ognuno di voi ha un'idea diversa, forse questa è la soluzione più giusta, quella è la più sbagliata, questa, non importa. Oggi il protocollo prevede questa forma di distribuzione, vi chiedo di rispettare le regole, di rispettare gli orari, se avete necessità chiamate il numero dell'assistenza, però non perdiamoci in polemiche sui social network. Le mascherine, noi riusciamo in questo momento a garantire una mascherina per nucleo familiare, che è quella quantità necessaria per poter andare a fare la spesa o a comprare i medicinali. Non ci sono altre motivazioni in questo momento giustificabili per poter uscire di casa. Quindi mi raccomando, seguite l'indicazione, dateci una mano, sosteneteci e soprattutto restate a casa. Allora, questo è il messaggio di Mario Conte, il sindaco di Treviso. Se temete di non essere riusciti parlo ovviamente per i telespettatori che abitano a Treviso, che risiedono a Treviso, se vi siete preoccupati di non essere riusciti a segnarvi tutti i numeri, segnarvi tutte le indicazioni, allora, prima cosa, tutto questo si trova all'interno della pagina Facebook del sindaco Mario Conte, nonché del comune di Treviso, quindi la pagina Facebook Mario Conte Sindaco o quella del comune di Treviso, ma soprattutto alle 19:30 lo rispiegheremo di nuovo, perché ci collegheremo con Skype con il sindaco Mario Conte e poi rifaremo vedere il video, quindi non preoccupatevi se vi siete persi qualche frammento, diciamo, delle comunicazioni. Tante sono le informazioni, ma questo è importante. L'unica cosa da dire, da ricordarsi intanto fondamentalmente, è che da domani ci sarà la distribuzione per quanto riguarda le persone, diciamo, le persone fragili, le persone deboli, e sarà una consegna che farà la Protezione Civile direttamente, mentre tutte le operazioni che avete visto, quartieri, piazze, eccetera, eccetera, partono da martedì in centro storico e poi nei quartieri, non da domani. Domani ci sarà una consegna della Protezione Civile per le fasce più deboli, più a rischio. Questo è l'elemento. Allora, torniamo questa mattina torniamo alla conferenza stampa di Zaia, perché una delle cose importanti dette oggi da Zaia è un po' così il modello Veneto, il modello dei tamponi, che domani verrà spiegato in conferenza stampa assieme a chi si occuperà di questo, il professor Andrea Crisanti, ma poi si è parlato di questo modello Veneto che se regge questo modello, il modello dei tamponi, il modello appunto dei tamponi a tappeto ma non solo, potrebbe far intravedere un'uscita dall'emergenza non prima di giugno, ma almeno si intravede forse una data. Allora sentite le parole di Zaia nel secondo blocco, diciamo, della conferenza stampa di oggi. Io penso che la trincea brutta ce l'abbiamo ancora per tutto aprile, dopodiché dovremo cominciare a vedere raggi di sole, sperando, se il modello si ripete e se siamo più bravi, possiamo anche anticipare, perché oggettivamente noi stiamo lavorando per questo, di chiudere sta partita per giugno, assolutamente. Resteranno dei malati residuali, ci dice il modello, che ci trasciniamo anche giugno a luglio, ma a quel punto sono, fra virgolette, l'influenza, no? Cioè sono casi sporadici, isolati, che non ci fanno impensierire sul fronte delle terapie intensive, delle infettive, delle semi-intensive, del carico di letti, del carico di lavoro, eccetera. Saranno assolutamente gestibilissimi. Ecco, sul versante economico, che priorità alla vita delle persone, ma insomma i provvedimenti del governo, che sono provvedimenti che non trovano precedenti insomma nella storia repubblicana almeno, vengono avvertiti con un certo timore e anche con una certa, diciamo, resistenza da parte di ambienti industriali, almeno da una parte di questi ambienti. Sì. Si teme che ci sia un contraccolpo micidiale poi in termini di occupazione, di segmenti di mercato, di tenuta delle aziende. Guardate, noi stiamo affrontando un'emergenza che è pari a quella della seconda guerra mondiale.
Ma se pensate, il bollettino di guerra quotidiano dell'Italia è degno di un bollettino di guerra, di una guerra importante. Durerà poco e questo è un grande vantaggio. Abbiamo il fattore tempo che sta dalla nostra parte. Magari poi ci sarà una ripresa autunnale, ma di quello parleremo, saremo molto più attrezzati, sapremo molte più cose. E è ovvio che oggi noi siamo davanti, capisco tutte le posizioni, le capisco tutte, capisco le posizioni di chi ha già chiuso per fare una scelta di prudenza. Ci sono imprenditori che dicono chiudo perché quando ho un positivo comunque metto a repentaglio la vita di tutti i miei lavoratori, e hanno chiuso. C'è chi ha chiuso perché le frontiere ormai, o chiuderà perché le frontiere sono chiuse, è inutile, non abbiamo un mercato aperto, Schengen non esiste più, è un ricordo della vecchia Europa. C'è chi ancora resiste, convinto del fatto che sia inutile, e anche chi è preoccupato di chiudere. Guardi, io non biasimo nessuno, però mi viene in mente Pirandello e il racconto dell'uomo nella giara. Cioè, salviamo la vita all'uomo e spacchiamo la giara, o salviamo la giara e muore l'uomo? Capite che questo è un tema al quale io rispondo in una sola maniera: io salvo la vita all'uomo, punto. Perché un'economia senza società non può esistere. Una società senza economia non può esistere, però è pur vero che io sono convinto che dobbiamo venirne fuori velocemente, che questo vuoto sanitario ci deve permettere di correre di più per rinfrancarci con i tempi, e sono convinto che in Veneto vedremo i risultati. Dopodiché dietro a questo ci vuole non il cura Italia, ci vuole la cura da cavallo per l'Italia, che è un'altra roba. La Germania ha stanziato 550 miliardi, l'Italia ad oggi ha stanziato solo 25 miliardi. È ovvio che è una misura straordinaria, è una misura, guardate, che oggi adottiamo noi e domani adotteranno i francesi che se la ridevano 10 giorni fa. I francesi sono in assoluta emergenza, e così accadrà per la Spagna, e così accadrà per la Germania e via. Allora io non voglio dire che mal comune è mezzo gaudio, dico semplicemente che fortunatamente dal punto di vista economico sarà una crisi che coinvolgerà tutti, e quindi ripartiremo tutti i blocchi di partenza a pari merito. Dopodiché dopo la pioggia viene sempre il sereno. Guardate che usciti da sta crisi molto intensa e di breve durata ci sarà inevitabilmente un rinascimento, ma sarà psicologico e culturale innanzitutto, perché cambieranno i modelli di pensiero e anche le priorità nella vita delle persone. Pensate, no? Una persona può avere tutti i soldi del mondo ma magari muore perché nessuno le vende una mascherina. Abbiamo capito quanto ineluttabile sia poi il tema vita, no? Ma assieme a questo cambiamento culturale ci sarà un rinascimento anche per le attività produttive, è inevitabile. I romani dicevano che si costruisce sempre dalle ceneri, mai dalle macerie. Da qui noi ne veniamo fuori con le ceneri, ma in senso positivo, metaforico. Dobbiamo venire fuori con le aziende non distrutte, e bisogna, perché non siano distrutte, devono essere, ci deve essere iniezione di risorse, ma vere, non farse. Ma ne veniamo fuori, e se abbiamo le aziende belle toniche, tenute pronte, riusciamo anche a reinventarsi in molti mercati. In Veneto non esiste un settore del biomedicale, e immagino che molti partiranno con questa nuova sfida. Pensate, non facciamo respiratori meccanici, non siamo in grado di, siamo in grado di far tutto, perché siamo i migliori, ma non abbiamo molti comparti, e abbiamo capito che l'industria bellica fino a poco tempo fa era quella strategica, ce lo dicevano a scuola, no? Uno Stato per essere forte deve avere l'industria bellica. Oggi dell'industria bellica non gliene fotte più niente a nessuno, perché basta una provetta con un virus e ti mettono in ginocchio tutto il mondo. Allora abbiamo capito, la vera industria bellica nostra è il biomedicale, avere aziende che fanno respiratori meccanici, che fanno studi e approfondimenti rispetto alla biosicurezza, insomma tutti i temi che entreranno non solo negli ospedali, nelle nostre case. Pensate, solo il tema del filtraggio dell'aria che entra nelle nostre case, come sarà percepito da ora in poi rispetto a prima. E saremo più attenti a tutto quello che sarà la qualità dell'aria, al tema dei contatti con le persone, al tema della pulizia, alle sanificazioni, le disinfezioni, le disinfestazioni. E allora non rideremo più come una volta quando vedevamo i giapponesi con la mascherina.
perché un popolo che è abituato a utilizzare la mascherina è un popolo che quando arriva un'emergenza come questa è molto più avanti di noi. Altro? Ecco Presidente, buongiorno. Come funzionerà la distribuzione delle mascherine a proposito del biomedicale delle nostre aziende? Abbiamo verificato ieri il caso che le mascherine c'erano? No, le mascherine... No, ma dico, ieri abbiamo verificato il caso che le mascherine c'erano a Dolo. Beh, direi che è stata ovviamente trattata la questione, è stato verificato. Bene. Lo dico perché questa mattina noi abbiamo fatto, come tutte le mattine, la riunione con i direttori generali. Ad oggi a noi risulta che tutti gli ospedali hanno i DPI. L'unica emergenza vera è sulle M3, le FF3, cioè quelle estreme, quelle di più alta qualità, dove ce le abbiamo centellinate, contate, ma sulle chirurgiche ad oggi noi non risulta di avere problemi. No, lo dico anche perché voi potete darci una mano a comunicare questo. E sapete perché ve lo dico? Perché non è che basta presentarsi sulla porta di un ospedale con 50 mascherine e farsi la foto e far passare l'idea che noi siamo un branco di lazzaroni. Noi ne stiamo comprando 2,5 milioni di mascherine a botta, non 50, una scatoletta, perché non può neanche passare l'idea che il vicino di casa salva l'ospedale e un'intera amministrazione con 54.000 dipendenti non è in grado di trovarsi le mascherine. Ma non lo sto dicendo a te, lo dico a tutti, dateci una mano. E se avete qualcuno che vi dice che non ha la mascherina, fatevi dare il nome e cognome, lo verifichiamo assieme. Ma non è per far, come si può dire, per fare ritorsione a chi ve lo dice. Mi permettete di fare una verifica puntuale? Prego, mi dicevi le altre mascherine. Mascherine, quelle prodotte made in Veneto. Poi parlerà l'ingegner Bottacin, l'assessore, e vi spiegherà tutta la distribuzione. Franceschi ce ne ha date 2 milioni. Non escludiamo adesso, se riusciamo a trovare un accordo, di stamparne altre 4 milioni e poi vi dirà come si distribuiscono. Però anche qui non c'è scritto in nessun manuale che dovevamo fare le mascherine, le abbiamo volute fare noi per regalarle ai veneti, per tamponare un po' questa deficienza di mascherine che c'è sul mercato. Cioè, che non passi l'idea che è diventato un diritto avere la mascherina perché non ce la facciamo. Quindi dopo vi darà tutte le spiegazioni. Altro? È inopportuno, visto che vi parlo di mascherine, rendere obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti nei supermercati, nelle farmacie piuttosto che nelle... Ma guardi, la verità è una sola. Quando io ho pensato a sta mascherina con Franceschi, che sento ormai 3 volte e 4 al giorno, ho pensato al fatto che nonostante la comunità scientifica dicesse che non serviva la mascherina, io ho sempre pensato che se uno davanti alla bocca al naso c'ha qualcosa, evita di infettare e evita di essere infettato. Poi abbiamo anche scoperto che abbiamo veneti che cominciano a chiedere le certificazioni. Allora, prima giri con la mano o con un pezzo di carta, dopo ti danno sta roba qua e ti poni anche il problema se è certificata. Fai a meno di metterla. Questo è omaggio, se la vuoi te la metti, se no fai a meno. Io la porto tutto il giorno, tanto per capirci, i miei assessori sono testimoni, io porto questa, perché è pratica, la metto su, non ci metto tanto tempo, tira bene e quindi non ho nessun problema. Questa è la mascherina. Quindi mascherine, secondo me, se fossimo messi tutti nelle condizioni di portarla, di averla, sarebbe bene portarla, a prescindere che vai al supermercato o vai da qualche altra parte. Alda Manzani, Gazzettino, Conte ieri sera ha detto supermercati aperti. Resta il suo divieto di apertura o no? Ma adesso dobbiamo verificare questo rispetto al DPCM, è proprio un problema di norma gerarchica. È pur vero che se la norma gerarchica prevede che il DPCM sia, come si dice, sovrasti la norma, un'ordinanza, e vuol dire che si va in quella direzione, se no noi confermiamo la nostra che va fino al 3, che quindi significherebbe chiusi anche domenica prossima, niente di più, cioè poi stiamo discutendo di questo. Però daremo comunicazione, ma non ne facciamo una questione di contrapposizione, cerchiamo di capire se la norma viene prima oppure no. L'alto numero di nuovi casi di positivi e di persone in isolamento fiduciario è sempre, secondo lei, in correlazione all'alto numero di tamponi? Beh, certo, sì. Se abbiamo i casi è perché andiamo a tamponarli, perché andiamo a isolarli, cioè noi la tecnica la stiamo portando avanti. Vi dico che sui tamponi abbiamo delle difficoltà, questo ve lo devo dire, difficoltà ad avere reagenti, noi ce li facciamo in casa, però abbiamo difficoltà perché abbiamo
delle attrezzature, delle macchine che abbiamo comprato, per le quali i kit per far tamponi cominciano a mancare, perché forse il dimensionamento che è stato dato non pensando che ci potesse essere una regione come noi di pazzi, squilibrati, che ci siamo inventati questa nuova strategia del tampone, dell'isolamento. Ma insomma, in qualche maniera ne verremo fuori. Abbiamo discusso quasi 2 ore oggi su modalità alternative per continuare a fare tamponi. Fra l'altro domani arrivano già 8 macchine per leggere tamponi e le distribuiamo alle diverse ULSS, e insomma l'azienda ospedaliera di Padova, che è quella al centro, l'epicentro, fa addirittura turni H24, vediamo di mettere almeno 3 o 4 macchine in modo tale che si possano fare qualche migliaio di tamponi in più al giorno. Io avrei come ultima domanda, se non ne arrivano nel frattempo da me o i colleghi non ne hanno altre, dal NAS di Asca News. Lei per caso sa quanti sono i medici veneti che hanno risposto al bando del governo? No. Seconda domanda, lei come si spiega comunque una adesione così straordinaria da parte dei medici? No, guardate, non lo so, cioè nel senso che il tema del bando del governo è un bando che prevede alcuni benefit e la formazione di questa task force a livello nazionale. Penso che uno si muova perché è spinto intanto dalla possibilità di muoversi, no? Perché c'è anche chi magari è più libero, può permettersi di entrare in task force. Poi c'è un tema etico, uno dice voglio essere d'aiuto, voglio andare in Lombardia, ne hanno veramente bisogno. Ieri, se non ho capito male, 500 decessi. E poi ci sono anche, come si può dire, uno può strutturarsi anche un curriculum, una carriera, una professionalità, ed infine so che ci sono anche degli incentivi, peraltro, che ovviamente non sono il motore principale, però so da come ho seguito le riunioni che ci sono anche degli incentivi economici per far parte di questa task force. Per cui penso che prima vengano i temi etici, professionali, poi a sfumare magari anche altri aspetti che sono quelli della... Sì, il nostro bando hanno risposto 1 migliaio che stiamo assumendo. A meno che non si riferisse al nostro bando. No, si riferisce a quello nazionale. Sì. Ma anche il nostro. Ha reso di più il nostro perché ne ha 1000. Sì. Altro? Io non avrei altre domande, se i colleghi non hanno altro chiuderei qua. Vi lascio per Anna Maria e lascio l'assessore Bottacin che spiega tutta la storia delle mascherine. Prego. Sì, viene. Sì. Poi ve lo dice, qua è a disposizione. E poi l'assessore Lanzarin sa aggiornamenti. No, noi daremo anche magari domani, potremo dare anche il tema delle spese. Ormai va sfumando perché avendo chiuso le aziende non servirà più. Però voglio ricordarvi che noi l'abbiamo fatto perché l'11 marzo era stato fatto l'accordo, poi è stato fatto il DPCM, poi successivamente l'accordo con le associazioni sindacali per tenere aperte le aziende, cioè a livello nazionale, per cui noi l'unica roba che potevamo fare è mandare i controlli. E quindi una roba voglio dirvi sul DPCM, stiamo attendendo il testo, certo è che sarà fondamentale capire quali sono le aziende che debbono comunque restare aperte. Per dirvi, oggi un nostro fornitore di letti per le terapie intensive mi ha detto bene, io resto aperto, è inevitabile, no? Però ho l'azienda che mi fa i particolari di plastica impresso fusione che deve restare aperta per darmi il kit, e poi c'ho quello del trasporto che deve restare aperto, e poi c'ho quello della ferramenta che mi deve restare aperto. Quindi ok, la suggestione One, però la suggestione One aveva anche le fonderie ancora aperte, vi voglio ricordare, perché poi se noi facciamo vedere per comunicazione le nostre strade vuote di giorno e di sera è una roba, ma poi c'erano anche da loro aziende aperte, perché non è che puoi fare on-off per tutto non esiste. Quindi faremo in modo anche di raccogliere le istanze di chi ha necessità. Pensate, se l'industria alimentare deve restare aperta, mi diceva un nostro grosso produttore di biscotti, mi diceva senti, però io ho bisogno dei film plastici che mi arrivano dalla Bulgaria per inscatolare questi, e quindi mi serve la logistica, mi serve quello che fa le macchine cioè, c'è tutto un tema, lo dico per essere corretti nei confronti dei cittadini, però non sono carte nostre queste.
Beh, Franceschi resta aperto, deve farci le mascherine, ci mancherebbe altro. Ah sì, a rigor di logica sì, ma a rigor di pratico no, perché deve farmi le mascherine. Così Zai, hai capito che quello che ha accennato proprio alla fine di questo intervento, cioè il fatto che la difficoltà di capire chi tenere aperto, chi meno, anche per non interrompere una filiera, è il tema che è stato portato proprio dagli industriali, da Confindustria Nazionale Boccia al governo in una lunga lettera nel quale si dice attenzione a non interrompere le filiere anche delle attività delle aziende considerate essenziali, ed è per questo che il decreto potrebbe essere a rischio slittamento, di questo si sta dicendo appunto in queste ore, potrebbe slittare, non è ancora arrivato il testo, c'è questa istanza portata avanti da Confindustria Nazionale e quindi per adesso la situazione così è sospesa, nonostante comunque il Presidente Conte abbia detto la chiusura delle aziende ci sarà la chiusura delle aziende non strategiche, ma finché non c'è un testo, finché non c'è la pubblicazione, finché insomma non c'è un testo da vedere, non è ben chiaro quando dovrebbe partire. Questo aggiunge ovviamente caos su caos. La pubblicità, anche perché nel frattempo è arrivato il bollettino regionale, non è un buon bollettino, ve ne parliamo subito dopo. Rieccoci allora in diretta, vi dicevo prima della pubblicità, fra poco ci colleghiamo al telefono con Lorenzo Maier e poi lo dico anche alla regia, ci collegheremo con Anna Maria Parisi in diretta dalla redazione di Marghera. Allora, il dato 5.272 contagiati è il dato di questa sera, più 150 casi positivi, con l'aumento principale di casi positivi nel cluster di Treviso, più 44, facendo salire il cluster a 979. Ci sono 14.268 soggetti in isolamento domiciliare e 1177 le persone in ospedale, 268 in terapia intensiva, più 13 il dato, e purtroppo 186 i decessi, sono saliti di 17 unità, 17 decessi oggi purtroppo. Il maggior numero si registra nell'azienda ospedaliera di Verona Borgo Roma 4, ma anche nell'ospedale a Verona diciamo 4, ma nell'ULS 2 Marca Trevigiana diventano 5, con 2 decessi a Treviso e un decesso a testa tra Conegliano, Vittorio Veneto e Castelfranco. Questo per quanto riguarda il dato trevigiano, purtroppo. 2 decessi a Treviso, c'è anche un decesso all'ospedale di Feltre e un altro decesso all'ospedale di Schiavonia. Totale purtroppo 17 decessi, fanno salire dunque il numero di vittime a 186. Questo è il bollettino serale. Ci chiede la linea nuovamente Lorenzo Maier da Venezia e poi ci colleghiamo con Anna Maria Parisi. Lorenzo. Buonasera. Aspetta, prima di sentirti, 2 secondi solo per dare questa informazione che riguarda insomma l'Europa, perché Angela Merkel è in quarantena dopo un incontro con un medico positivo. Un'ultima ora di Repubblica delle 18:58. Allora, Lorenzo. Sì. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, sì. Ecco. Allora, sì, buonasera a tutti, volevo darvi conto della situazione un po' qui a Venezia Centro Storico. Dunque, allora, il sindaco Luigi Brugnano oggi è tornato a parlare attraverso il suo profilo Facebook, ha postato 2 video su 2 questioni molto importanti. Ricordiamo le polemiche che c'erano state nei giorni scorsi, il sindaco è stato attaccato anche dai esponenti del PD che lo avevano accusato di silenzio. Bene, oggi il sindaco ha parlato e
si è soffermato, prima ha fatto un video ringraziando il governatore Urtazai e tutti i volontari della protezione civile che si stanno occupando di portare le mascherine, anche lui ha confermato che le mascherine sono arrivate, che stanno per essere smistate, da domani saranno in distribuzione secondo i canali ufficiali che diranno le modalità. Insomma, intanto sono state distribuite nelle farmacie, domani saranno anche nelle edicole, quindi ha voluto così farsi anche riprendere con la mascherina e si è soffermato senza polemiche, in maniera pacata, ma facendo intendere che una volta conclusa l'emergenza dovrà rispondere, dovrà dare delle precisazioni. Ha detto questo non è il momento di fare commenti e polemiche, ma concluso questo periodo risponderò a attacchi di basso livello, ecco, con molta pacatezza, ma anche facendo intendere un tono un po' polemico. Insomma, si è tolto già un primo sassolino dalle scarpe. Secondo video molto importante, anche il sindaco si è soffermato sulla nave da crociera che doveva arrivare a Venezia e ha ripetuto, ha ribadito quella che è stata la linea del governatore, dicendo che la nave non attraccherà a Venezia perché la città non è in grado di garantire eventualmente un'assistenza sanitaria. È tornato ancora sull'argomento delle navi da crociera, che non riguarda ovviamente l'emergenza, ma le polemiche che ci sono state anche nei mesi scorsi, dicendo che comunque le navi da crociera, questa nave da crociera e le navi da crociera non arriveranno più a Venezia, e aggiungiamo noi credo a tutta Italia, per tutto il periodo dell'emergenza, ecco. Quindi questi due interventi hanno così riportato un po' a Brugnaro sulla scena. Poi un'ulteriore cosa, CTV, l'azienda di trasporto pubblico locale, ha modificato alcune corse di ferryboat per permettere che soprattutto gli approvvigionamenti possano arrivare già dalla mattina presto nelle isole. Pensiamo a Lida per l'Espirina, ma anche Murano, Burano, ricordiamo, lo sappiamo, ma anche magari per chi ci segue non da Venezia ma dal Veneto, la realtà lagunare di Venezia è molto complessa, quindi anche fare arrivare le merci non è così semplice, perché spesso ci vogliono 2 o 3 mezzi di trasporto interscambiabili tra i mezzi di terra e i mezzi di acqua. E ecco, dunque il primo ferryboat partirà dalle terraferma alle 5:50, così anche le isole possono essere approvvigionate dalle 7 circa di tutte le merci necessarie. Ecco. Per avere un dettaglio dei collegamenti a CTV che sono stati modificati, li potete trovare nel sito dell'azienda, ecco, per avere un quadro più complesso. Benissimo, grazie a Lorenzo Maier anche per questi ultimi aggiornamenti anche sulle linee di trasporto. Grazie davvero. Vediamo se riusciamo a collegarci con la nostra redazione di Marghera, con Anna Maria Parisi, per fare l'ultimo punto della situazione di oggi. Il contributo poi da Venezia lo vedremo nel corso dell'edizione straordinaria dalle 20 alle 21. Hai fatto un collegamento, diciamo, la nostra Anna Maria Parisi anche da Venezia, insomma, nel tardo pomeriggio, quasi sera. Questo per quanto riguarda Venezia. Allora, fra poco ci colleghiamo con Marghera, con la nostra Anna Maria Parisi. Lo dico anche alla regia, ci siamo in questo momento messaggiati per predisporre il collegamento. Lo ripeto, vi ricordo il dato importante del bollettino della Regione. Lo rileggo: 5.272 i casi positivi, con 1.177 persone ricoverate, 268 in terapia intensiva, sono aumentati di 13 unità in queste ore, erano 255, ma il dato che ovviamente salta all'occhio maggiormente è quello dei decessi, più 17 in poche ore, di questi 4 nell'azienda ospedaliera di Verona, e certamente poi ce ne sono 2 a Treviso, altri 3 negli ospedali sempre della Marca trevigiana. Anna Maria Parisi da Marghera. Allora, intanto così un riepilogo di questa giornata. Dicevo prima, nell'edizione straordinaria
dalle 20 alle 21 vedremo anche il contributo che hai girato a Venezia. Allora, le impressioni di oggi. Ma effettivamente è stata una domenica diversa da quelle che da un mese a questa parte abbiamo vissuto e documentate e testimoniate anche dalle nostre immagini con queste lunghe dirette. Non c'era praticamente nessuno nelle piazze, nelle vie, nelle strade, nei campi anche di Venezia, se non qualche rarissima eccezione, naturalmente intercettata dalle forze dell'ordine, carabinieri, volanti, quindi polizia, uomini delle fiamme gialle e anche agenti della polizia locale. Così ve lo testimoniamo, quello che abbiamo raccolto è stato questo. Controlli che li abbiamo visti a tutto campo, sia lungo le strade di Mestre, di Marghera e di Venezia, dove ci siamo spostati oggi con le immagini della Paola Barbato. E diversi controlli con tanta gente fermata, gente che era munita, praticamente tutte le persone erano munite di autocertificazione. Poi c'è stato anche un senza tetto che insomma, un caso isolato, e lì sono stati portati anche gli aiuti a questa persona che si trovava in Piazzale Roma a Venezia. È stata una domenica ancora più insolita rispetto alle giornate che purtroppo stiamo vivendo di giorno in giorno, di ora in ora, e praticamente pochissima gente in giro, per quanto ce ne fosse anche oggi. E per quanto attiene invece agli aggiornamenti purtroppo dei casi registrati nel nostro territorio, oltre a quelli regionali e provinciali che hai appena dato tu, si è registrato un altro decesso anche nel veneziano nelle scorse ore all'ospedale di Dolo. Si tratta di una persona anziana. E poi c'è stata un'altra doppia tragedia all'interno dello stesso nucleo familiare, con padre e figlio che sono morti a distanza di 72 ore l'uno dall'altro. Il padre di 87 anni, molto conosciuto in quella di Jesolo, che è venuto a mancare mercoledì scorso, ma la notizia era stata resa nota soltanto poco tempo dopo le verifiche del caso da parte della URSS di competenza, la URSS 4 del Veneto orientale. Questa persona di 87 anni, molto conosciuta in quel di Jesolo, era ricoverata da qualche giorno in terapia intensiva a Jesolo, e purtroppo questa mattina si è conosciuto anche il nome di un'altra vittima, e abbiamo saputo che fosse il figlio di 56 anni, sempre di San Donà di Piave, Questa dimostrazione, perdonami, nel reparto di terapia. Questa dimostrazione che purtroppo, e lo abbiamo ribadito ormai tante volte, non è i decessi non riguardano soltanto gli anziani. Una persona di 56 anni è una persona giovanissima. No. Sì. Sì, infatti, ed era il figlio di questo 87enne, figlio che entrambi di San Donà di Piave, però il papà è ispirato a Jesolo e il figlio è ispirato invece a Treviso, all'ospedale di Treviso, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo una degenza invece a Mestre, all'ospedale dell'Angelo. E padre e figlio, che erano rispettivamente geometra e ingegnere, erano persone molto conosciute, molto note a Jesolo, dove hanno vissuto anche per le loro attività professionali. E, naturalmente anche il cordoglio da parte nostra a questa famiglia, una delle tante troppe che sta vivendo questo dramma e di cui noi purtroppo siamo anche testimoni, diciamo, ogni giorno. Purtroppo ogni giorno stiamo dando questo bollettino e siamo testimoni anche noi di queste tragedie. Grazie allora, grazie Anna Maria Parisi. Poi vedremo, ripeto, il tuo contributo da Venezia nell'edizione straordinaria con Cristian Arboit. Peraltro poi domani ci sarà, come al solito, alle 12:30 il nuovo punto stampa, particolarmente importante domani perché domani la Regione, il Governatore Zaia, affiancato anche dal Professor Crisanti, fornirà i dettagli del cosiddetto piano Marshall dei tamponi. Quindi domani particolarmente da seguire, lo è da seguire sempre perché esatto. L'aggiornamento ogni giorno è importante, ma questo in particolare.
E poi, se permetti, per chiudere, appunto rifacendoci alle parole del governatore Luca Zaia, espresse anche questa mattina nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile, ha parlato di quanto tempo staremo in trincea, se così possiamo dire, e si è riferito, ha parlato di tutto il mese di aprile, e se continueremo a comportarci bene così come abbiamo fatto fino adesso, restando a casa, tutto potrebbe terminare nel mese di giugno. L'emergenza di giugno... Sempre al condizionale, naturalmente. Certo, ovviamente una chiusura dell'emergenza, ma con strascichi probabilmente, insomma, anche nei mesi successivi, però l'emergenza potrebbe finire proprio comunque dentro giugno, certo. Grazie allora, grazie Anna Maria Parisi, grazie a Paola Barbato, e noi ovviamente ci ricollegheremo domani, nel momento in cui da Marghera ci sarà questa importante conferenza stampa con il piano tamponi che verrà spiegato. Siamo praticamente in chiusura, ma c'è il tempo di vedere, come sempre, dopo tante notizie, anche nella maggior parte dei casi drammatiche, come vi stiamo raccontando in questi giorni, c'è anche lo spazio per voi che state continuando a mandarci con ottimismo, con volontà, con resilienza, il vostro isolamento in casa. Allora, vediamo il vostro Andrà tutto bene, un altro blocco di vostre immagini, foto e video, poi l'ultimo saluto e diamo la linea al telegiornale di Treviso. Adesso allora il telegiornale di Treviso fra pochissimi istanti, e poi di nuovo l'edizione straordinaria dalle 20. Arrivederci.